Allora, eccoci qui sempre al Music Day di Roma e ci è venuto a trovare Maurizio Baiata, giornalista, critico, scrittore. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Grazie. ciao a tutti ragazzi di Soundtrack. Allora, dunque, abbiamo appena assistito a un tuo intervento nell'ambito dell'incontro che c'è stato nella sala principale riguardanti le colonne sonore. E tu hai parlato di un argomento che a me musicista, come molti musicisti che ci seguono, ci interessa. Tu hai parlato di musica strumentale, e cioè di un particolare genere di musica, diciamo così, che abbraccia tantissimi generi, che negli anni 70, 80, 60 era piuttosto diffuso, adesso solo in fondo grazie alle colonne sonore o magari al jazz che è più... Ecco, ci spieghi un po' questa cosa, che oggi come oggi la musica vocale sembra da farla da padrone assoluto e sembra che non esiste più questo tipo di mercato. Come mai secondo te? Dunque, la musica strumentale deriva ovviamente dalla classica e in particolare poi dopo l'avvento, dopo il superamento delle barriere della classica che obbligavano il pentagramma entro certi limiti, i compositori hanno scoperto e se stessi e nello stesso tempo gli strumenti più avanzati. Quando ci si rende conto, non storicamente ma soprattutto in tempi recenti, che date le problematiche di budget della produzione musicale, l'artista che vuole esprimersi, se non usa la voce, deve lavorare esclusivamente sulla composizione strumentale. Questo che cosa vuol dire? Che dentro di sé deve avere l'opera compiuta, deve essere già orientato verso una composizione che prevede un inizio e una fine di una facciata, di un album, anziché l'altra. Questo è stato concepito e lavorato molto nei cosiddetti album concept, grandi album concept degli anni 70, Tommy o quello che è insomma di alcuni gruppi, e l'inventiva unita al cuore e unita soprattutto alla conoscenza tecnica degli strumenti e della composizione rendono la musica strumentale il mezzo giusto per potersi esprimere e per gli artisti di poter sopravvivere, perché altrimenti le loro musiche resterebbero nel dimenticatoio, sarebbero infilate in un cassetto e non verrebbero mai pubblicate. Invece trovano spazio spesso e volentieri nelle colonne sonore. Hai fatto un esempio bellissimo prima, quello circa del Dead Can Dance, cioè di Lisa Gerrard, che effettivamente sarebbe restato forse un gruppo di nicchia, invece grazie al Gladiatore. Grazie al Gladiatore, che è stata l'esplosione per Lisa Gerrard, credo che si dica. Gerrard. Io per anni ho detto Gerrard e credo che fosse sbagliato. Sì, per forza, perché anche lei ogni volta che scantonava dal punto di vista non solo vocale ma anche della sua inventiva, della sua capacità esplorativa del suono, a un certo punto ha fatto cose stranissime, ha cominciato a fare musiche derivate dal suono del mare o dei delfini o degli animali ancora più grandi, i cetacei, ha fatto un album dedicato alle balene. Ragazzi, vuol dire che tu hai una visione della musica che è totale, che è astrale, che è sia la nostra, sia il nostro pianeta che gli altri. Ora, chi meglio dei Dead Can Dance hanno poi esplorato tutto questo? Ah beh, no, ce ne stanno pochi in effetti. Allora, a parte Sigur Rós. Oddio, che è un altro mito proprio, effettivamente sì. Allora noi ringraziamo Maurizio Baiata, che è veramente testimonial della musica strumentale, che Dio la benedica, quindi grazie. Scende dalle stelle. Grazie. Se ti piace. Esatto. Okay. Grazie. Grazie.